Un contratto applicato in alcune residenze per anziani definito pirata è stato oggetto di uno sciopero indetto dai sindacati regionali di CGIL e UIL. Lo sciopero di oggi è stato indetto a livello nazionale per tutelare tutti i lavoratori che hanno applicato un contratto AIOP RSA non rappresentativo delle volontà di lavoratori, un contratto che è da più di 11 anni che non viene rinnovato e che non è firmato dalle organizzazioni sindacali confederali. Tra le motivazioni principali l'esclusione delle sigle sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori a favore di UGL. Viene applicato anche in Veneto in due grosse strutture, il Pedersoli di Verona e Sereni Orizzonti, Venezia e Veneto Orientale. Produce una concorrenza sleale nei confronti degli altri lavoratori e degli altri datori di lavoro che gestiscono in accreditamento con la regione queste strutture sociosanitarie. Parliamo di 200-300 euro al mese di differenze retributive. La delegata dell'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin si è presa l'impegno di riferire. I datori di lavoro stanno cominciando a chiamarci per disapplicare contratti e applicare contratti meno remunerativi per i lavoratori.